Migliorare il senso del ritmo, partecipare, sentirsi vivi, coordinare i movimenti e dimenticare di essere affetti da Parkinson. Ne hanno dato ampia prova ieri sera i protagonisti della Dance Well nello spettacolo Oro, l'arte di resistere, il progetto di pratica coreografica multidisciplinare di Francesca Foscarini e Cosimo Lopalco, che tramite la danza ha permesso di realizzare un momento di inclusione dei malati del Parkinson, una serata che si è svolta all'interno del Museo di Agrigento. È uno spettacolo della coreografa Francesca Foscarini e di Cosimo Lopalco, e sono 24 danzatori di Bassano del Grappa. Loro appunto hanno iniziato il corso di Dancewell da un po' di tempo, e a Bassano del Grappa ogni anno un coreografo internazionale realizza per loro una coreografia, per cui diventano a tutti gli effetti fruitori sia del festival che protagonisti. Li abbiamo ospitati per concludere il percorso di conoscenza di Dancewell, che è appunto questa pratica inclusiva di danza e ricerca per il Parkinson, e quindi abbiamo iniziato con la conferenza tecnica l'Ordine dei Medici, che ringraziamo, la FIDAPA e loro appunto il direttore Roberto Casarotto, che ha raccontato l'esperienza, e la dottoressa che si occupa della ricerca scientifica relativa a Dancewell. Abbiamo condotto 2 classi di danza qua in museo ad Agrigento e oggi concludiamo con lo spettacolo in restituzione di quello che abbiamo fatto. Questa sera c'è lo spettacolo e si conclude questa esperienza al Festival del Mandorlo in Fiore con lo spettacolo Oro, l'arte di resistere. Ci è piaciuto molto essere qui quest'anno e con la pratica Dancewell, queste 2 giornate dove abbiamo danzato e abbiamo visto che il pubblico ha risposto molto bene, ci ha ringraziato. Speriamo di poter portare questa esperienza qui in questo meraviglioso museo. Siamo felici di questo, perché voglio concludere dicendo che danziamo, la danza fa bene, e che in molti ospedali sarebbe importante prescrivere la danza, il canto, più che insomma tanti farmaci, perché secondo me la danza, secondo noi, è il farmaco più potente. In questo caso con un'attenzione speciale alle persone che stanno seguendo un percorso molto particolare, molto bello, che è quello di attraverso l'arte, la danza in questo caso, attivare delle pratiche inclusive, non vogliamo dire di recupero, e che trovano all'interno dei luoghi della cultura proprio il luogo di elezione in cui queste pratiche vengono esaltate. Lo si faceva in antico, la terapia medica era molto connessa alla cultura, alla filosofia, e noi vogliamo da questo punto di vista riprendere queste tematiche, queste pratiche, e con la speranza che questa non sia solo una esperienza spot, ma che si radichi anche, come è giusto che sia, nel nostro territorio.